Salute a Luca Zaia, il nostro governatore, buongiorno. Buongiorno, è proprio il caso di dire salute, no? Sì, sì, sì. Senta, cominciamo con il referendum. Allora, lei dice che il Veneto non ha rinunciato all'idea dell'indipendenza. No, è una boiata per dire che Veneto ha rinunciato. Il Veneto si è impegnato a perseguire questi due percorsi e quello dell'indipendenza nella fattispecie è in salita, questo lo si sa. Ma lo dico tutti, anche quelli che vengono a fare elezione di Catalogna. La Catalogna, che per noi è un punto di riferimento, ha una storia indipendentista di almeno 80 anni, a partire da Jordi Pujol, che ha governato la Catalogna per 25 anni, Artur Mas, che ha governato per un mandato, e poi per arrivare alla Forcadell. Però c'è da dire una cosa, che Eh, la Catalogna, visto che dovrebbe essere il pesce pilota, coloro che indicano la via, a sì. tutt'oggi non ha celebrato un referendum ufficiale. Ah, Allora molti ecco. diranno, ma come? Hanno fatto il referendum il 9 novembre 2014? Sì, hanno fatto un referendum, ma è Eh, stata un'autoconvocazione con nessun effetto giuridico. Allora io dico, eh. se i problemi giuridici ce li ha la Catalogna, sarà pur vero che li possa avere anche il Veneto. Quindi perché abbiamo restituito i soldi? Perché i soldi, il conto corrente nasce da una legge che prevede che il costo del referendum sia tutto autofinanziato. Mm, Premesso che avevo sentito un sacco di annunci, imprenditori che avevano versato milioni per il referendum, sì. Zaia non capiva che c'era ormai un popolo pronto a pagare, e poi la raccolta sono stati 114 mila euro su 14 milioni di euro. Per carità, io il versamento l'ho fatto tanto per capirci, però Sì. voglio dire una roba, Mm. a quel punto, decaduta la legge del Consiglio di Stato e purtroppo avute anche le richieste da parte di molti di avere indietro i soldi, dobbiamo rimborsare tutto qua, il che Sì. non vuol dire che si è rinunciato al referendum, è bene che ci capiamo sulle cose. Sì. Se poi a qualcuno piace sentirsi raccontare le bugie, è meglio che non vengano da me e vadano a farsi raccontare da qualcun altro. Allora, parliamo di questi nordafricani che hanno assalito i ragazzi bellunesi a Conegliano, rientro da una festa. Beh, li hanno presi quattro e già due sono, tra l'altro uno doveva essere processato per direttissima ma è stato rinviato, uno è già fuori e l'altro viene liberato oggi. Siamo molto arrabbiati però. Siamo super incazzati, Mm, siamo incazzati del fatto che la notte di Halloween un gruppo di ragazzi, fra l'altro, che provenivano da Treviso a Venezia, abbiano aggredito più passanti, 4 o 5 aggressioni. sì, Siamo preoccupati del fatto che tutta questa gente non ci vada in galera, non resti lì a marcire. Siamo preoccupati del fatto che tutti questi tromboni che abbiamo a livello nazionale, e parlo in generale dei parlamentari, perché i parlamentari, invece di fare dichiarazioni su cosa bisogna fare per avere un mondo migliore, riuniscono il Parlamento, ci mettono mezz'ora, fanno leggi severe per un'emergenza che è un'emergenza reale, che è quella della delinquenza che non sta più in carcere. sì. Invece qui siamo davanti a un Parlamento che vota gli indulti, cioè che ha fatto 6 svolta carceri. Cioè ormai aggredire un anziano di notte per le calle di Venezia o assaltare un pullman, guarda che sta a girare a destra questo. Se poi dicono che i giovani Oh, insomma devono la notte oh, prendere oh. l'autobus, lasciare la macchina a casa, poi in realtà vedi. Sì, no, dicevo Eh, che rispetto a questi temi, cioè, è drammatico che non vadano in galera, sì, davvero. Mm. è preoccupante. Davvero, davvero. E poi insomma ne hanno presi poi solo quattro, ecco, e tra l'altro all'autista hanno portato via anche la patente, così piccolo particolare, quindi Ma sì, veramente ma guarda, non mi dica neanche delinquenti. queste robe che mi agito la Sì, mattina no, 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 presto. no, no. Cioè, Allora, dico semplicemente, mi chiedo, eh, non ci vuole un premio Nobel della giustizia, non ci vuole un esperto di diritto penale, ci vuole semplicemente un Parlamento. I parlamentari sono lì profumatamente pagati, tutti noi siamo profumatamente pagati per fare il nostro dovere. sì, Allora vi riunite, non ce ne frega un cavolo della legge del Senato, della legge elettorale, di tutte queste menate qua, vi riunite, fate una seduta straordinaria del Parlamento italiano, visto che bisogna specificare italiano, vi riunite, fate una legge severa rispetto a tutti questi fatti, fate in modo che i giudici non abbiano più discrezionalità e leggi imbarazzanti da applicare.
Questo lo si può pretendere come cittadini o no? Certo che dobbiamo pretenderlo, e come anche. Veramente non se ne può più. Allora, parliamo... Guardi che io non sono dalla parte di quelli che col vecchio adagio dicono è colpa del magistrato. Qualche volta sarà anche colpa del magistrato, ma evitiamo di dare strumenti ai magistrati per cui ci sia discrezionalità e soprattutto, diciamolo fino in fondo, ci siano leggi che fanno in modo che uno fino a 4 anni di condanna non vada in galera. E poi quando inizia a avere 4 anni, un mese, il mese glielo fanno fare i servizi sociali. Ma dai, è una vergogna sta roba qua. Arrabbiamoci fino in fondo, allora anche gli ospedali dobbiamo difendere dai ladri. Guardi che ci sono stati raid anche questa notte nel Bellunese ancora. Penso che questo sia il termometro di quello che accade sempre in questa società, che è una società malata. Sì. Ci vuole rigore, pugno di ferro, ci vuole che quando prendi uno lo metti in galera e butti via le chiavi. Guarda che se rubare diventa un grosso problema a livello di punizione, che ti fai 1 anno, 6 mesi, ma te devi fare 6 mesi di galera. La prossima volta ci pensi 50 volte, anche se è il primo furto e anche se hai rubato poche cose. Sì, io posso capire se uno ruba una mela perché ha fame e perché cerca di sfamarsi, ma qua siamo davanti a dei delinquenti, non a gente che ruba un pezzo di pane per mangiare. Siamo davanti a delinquenti e peggio ancora teppisti e vandali, perché gente che aggredisce i passanti per strada, gli tira pugni, cadono per terra, gli tira un calcio in faccia per rubargli il portafoglio e il cellulare. Sti qua è il futuro. Quale potrebbe essere il futuro dei ragazzi così? Senta, arriva un ulteriore piccolo ma significativo aiuto ai comuni della Riviera del Brenta, perché i comuni vengono esentati dal pagamento delle ecotasse sui rifiuti smaltiti. Questa è una bella cosa. Vabbè, non basta, ma aiuta, Sì. diciamo così, per non dire che è una presa in giro. Una presa in giro, e là c'è 100 milioni di euro di danni, Sì. e a tutt'oggi sono visti 2 milioni, miseri 2 milioni nell'elemosina da parte del governo, a tutt'oggi, non so, vedremo alla fine se arriva qualcosa, io spero di sì, e 6 milioni da parte della regione. Il resto, nulla. Abbiamo visto le solite processioni che abbiamo visto a San Vito, che abbiamo visto a Refrontolo, e tutti che vanno lì, promettono, eccetera, alla fine ci abbiamo visto zero, nulla. Questo, allora, siccome quando c'è stata l'alluvione in Veneto nel 2010, sono passati 5 anni proprio l'altro ieri, il 1° novembre, e le forze all'opposizione allora, che oggi sono le forze di governo, dicevano se il Zaia non porta a casa soldi per l'alluvione, il conto glielo presentiamo a lui e alla sua maggioranza. Io ho portato a casa 360 milioni di euro, e quindi io il conto oggi a chi glielo presento? Ai veneti che ci pagano il conto? Dai. Senta, parliamo anche di treni. Continuano i problemi dei pendolari, anche se ci dicono che qualcosa si muove sulla linea Calalzo-Padova, Calalzo, insomma, non sono neanche più dirette, ma insomma ci sono ritardi. Pensi che da Calalzo domenica uno studente che doveva arrivare a Udine è partito alle 3:30, è arrivato alle 8, rimanendo fermo nelle stazioni non so quanto, ma non si può accumulare un ritardo di 20 minuti da Calalzo a Ponte nelle Alpi. Che è il grosso limite di quella ferrovia, perché è una ferrovia non elettrificata, è una ferrovia che in molti punti ha anche punti di difficoltà, dove c'è comunque solidità del tracciato, è una ferrovia che ha dei limiti di velocità in molti casi, e per cui adesso cambieremo i vettori, investiamo su questo treno delle Dolomiti, facciamo in modo che ci sia più efficienza, però ricordiamoci da dove partiamo. Io penso che il treno portato nelle Dolomiti sia la vera sfida per le Dolomiti. Ecco, parliamo allora delle Dolomiti, ma di Cortina verso i mondiali. Allora, oggi leggevo il Corriere delle Alpi, Zaia chiede un commissario ad acta dopo le dichiarazioni di Gianfranco Casper, insomma, no, e l'arresto di Mastrapasqua. Siamo così un po' arrabbiati, ma anche preoccupati. No, guardi, io non l'ho detto contestualmente ad arresti o altre robe, dico invece un'altra roba, dico che io ci ho messo 5 anni per andare dentro con le ruspe per fare le vasche di espansione dopo l'alluvione. Sì. Allora, se Cortina non ha una corsia preferenziale, e ripeto, non mi candido io a fare il commissario, me ne guardo bene, ma che ci sia una persona, mettete un magistrato, mettete una persona che è integerrima, mettete chi cavolo, mettete la signora Maria,
mettete chi volete, il signor Rossi, che ci sia una corsia preferenziale, perché con la burocrazia che abbiamo veramente è dura fare i lavori e far bella figura. Non capisco per quale motivo è stata garantita la corsia preferenziale all'Expo e non la si debba garantire a un grande evento come quello dei mondiali di sci. Sì. Quindi insomma c'è un impegno secondo lei su questo fronte anche da parte della regione? Ma noi ci siamo, però il tema è che per assurdo, mancano anche i soldi, ma per assurdo i soldi sono l'ultimo problema, perché con la burocrazia di oggi a tagliare un pino, un albero, per sistemare una pista, significa andare dalla sovrintendenza, significa avere una marea di carte. Io rispetto il parere di tutti, rispetto i comitati, rispetto gli uffici dello Stato, però noi abbiamo necessità di avere delle corsie preferenziali che non è che ti permettono di devastare l'ambiente, ma ti permettono di avere procedure semplificate. Non possono passare mesi per avere un'autorizzazione. Sento comunque la viabilità, no? Mi sembra come primo problema, no? Sì, la viabilità è uno dei problemi. Il problema è quello intanto delle infrastrutture sciistiche. Il fatto che i mondiali sci di Cortina devono rilanciare tutte le Dolomiti. Io penso che Cortina dovrà essere come l'Expo per l'Italia. Sì. Cioè l'Expo sta all'Italia come i mondiali stanno a Cortina. Sì. E poi c'è un tema di viabilità e quant'altro. Cioè, il governo, se veramente crede in questa provincia che è totalmente montana, si è visto che la località regina delle Dolomiti resta Cortina, eccetera, bisogna investire su questo fronte. Vi ricordo ancora che la famosa via di Coltrondo, 60 milioni di euro, Santo Stefano e tutte le processioni degli esponenti di governo si è tradotta ancora in no finanziata dal governo. Questi poi sono i risultati, nonostante i primi giorni le polemiche fossero contro Zaia, che non era titolare di quella strada e non aveva titolo per fare la galleria. Siccome la memoria è corta, adesso mezzi si alzeranno in piedi, ma come? Sì, come è così, come dico io. Però c'è anche una buona notizia, no? Perché lì allo Ski Pass di Modena Cortina è stata eletta la meta più ambita dagli italiani, quindi insomma al primo posto della classifica. È quello che dicevo, cioè resta la regina delle Dolomiti, resta una grande meta e penso che meriti fino in fondo i mondiali. I mondiali se li potevano portare a casa anche l'anno scorso, purtroppo io sono convinto che lo scandalo Mose abbia pesato tantissimo su questa partita, perché gli arresti sono avvenuti il giorno prima della giudicazione dei mondiali, per cui lasciamo perdere. Sì, comunque ne avremo tante da elencare di queste cose. A proposito. Per chi si fosse perso il capitolo, gli arresti da destra e sinistra, esclusa la Lega. No, lo dico perché a leggere i commenti di qualche strafottente premio Nobel della giustizia che spesso rappresenta questa maggioranza di governo, sembra che il partito che ha avuto gli arresti sia la Lega, la sinistra e il centrodestra, esclusa la Lega. Almeno avere il buon gusto di dire come stanno le cose. Insomma, ringraziamo la Guardia di Finanza che ha sequestrato 30.000 capi contraffatti nel Veneto. Anche questo è, insomma, sì, vero? Bravissimi, la Guardia di Finanza, se non ci fosse bisognerebbe inventarla, cioè stanno facendo un grande lavoro, una Guardia di Finanza che non è più percepita come 15-20 anni fa, era quella della vessazione, dello scontrino alla vecchietta del caffè, è quella delle grandi operazioni, e questa è la Guardia di Finanza che ci piace. Tant'è vero che io mi complimento spesso con loro perché fanno le operazioni di qualità, di livello. Non dimentichiamoci che Mose vede la Guardia di Finanza coinvolta nelle indagini. Non dimentichiamoci che le grosse operazioni, le grandi evasioni, insomma, se il futuro della lotta all'evasione è quello di correre dietro all'operaio con redditometro o altre boiate del genere, cioè è finita. Invece la Guardia di Finanza sta facendo un bel lavoro. Molto bene, chiudiamo. Non posso esimermi dal chiederle un parere, sempre che abbia seguito la vicenda. Tutti i giornali aprono così: arrestati i corvi del Vaticano. Insomma, dicono che il Papa abbia fatto in modo di farli arrestare. Parlo di Monsignor Balde e della lobbista Jauchi. Che poi io mi sono chiesto, è parente questa? È parente? Non lo so. No, me lo sono chiesto, ho letto i giornali. Però, al di là di questa battuta, io dico, dobbiamo prendere atto che il mondo sta cambiando. Sì. Come si dice, chi è senza speccato scagli la prima pietra. Mai fu più profetica una dichiarazione come questa.
Io spero che si sistemino velocemente le cose. Questo Papa vuole fare pulizia, lo dobbiamo sostenere su questa pulizia, una pulizia profonda che deve fare. La deve fare fino in fondo, non deve guardare in faccia a nessuno, anche perché c'è un popolo che sta guardando da fuori e che è a dir poco imbarazzato. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, Buongiorno. a martedì prossimo.